Torna a Punto Dem, lo spazio a cura del gruppo consigliare regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Con noi oggi torna un gradito ospite, Renata Bagatin, vicepresidente della terza commissione sanità, nonché consigliere regionale Dem. Oggi parliamo di questioni sociosanitarie, in particolare dell'impegno della regione a sostegno delle persone. La tematica è quella dell'assistenza domiciliare. Qual è il principale target di utenza, Bagatin? Ma il principale target sono le persone, soprattutto le persone anziane che vivono nel territorio e su questo i numeri sono davvero molto grandi, quindi su questo noi abbiamo un aumento della popolazione anziana, un quarto della popolazione in Friuli Venezia Giulia ha più di 65 anni, quindi l'aspettativa di vita è in questo caso un dato che noi dobbiamo necessariamente monitorare. Abbiamo un innalzamento della popolazione e se non si interviene in maniera seria il rischio è che con l'andare degli anni, nei prossimi brevi anni, noi avremo una situazione di grande precarietà. Quindi dobbiamo intervenire ospedale per quanto riguarda le cure veloci, per quanto riguarda gli interventi per acuti e poi il territorio e quindi investimenti forti nel territorio. Ecco, cominciamo innanzitutto a spiegare cos'è, nel vero senso della parola, l'assistenza domiciliare. Allora, noi abbiamo infermieri e fisioterapisti che vanno a domicilio delle persone e fanno tutta una serie di interventi, cioè prendono in carico la persona nel territorio. Cosa vuol dire in questo modo? Vuol dire che 12 ore al giorno, poi anche abbiamo casi che si interviene anche il sabato e la domenica, però 12 ore al giorno ci sono una serie di interventi, dall'iniezione ai prelievi, alla riabilitazione nel caso in cui ci siano problemi di psicomotorie, quindi tutta una serie di attività che la persona, se non ci fosse questo importante servizio, sarebbe costretta ad andare in ospedale, andare in un'altra realtà. Quindi qui si va invece a domicilio delle persone. Per quanto riguarda i dati, i numeri, secondo me noi mettiamo in moto un meccanismo che è quello, ad esempio, abbiamo 850 circa persone che sono ricoverate in ospedale, normalmente tra Pordenone, San Vito e Spilimbergo. Per quanto riguarda il servizio invece domiciliare, noi abbiamo 8.450 persone che sono seguite nel proprio domicilio, quindi a casa. Abbiamo aggiunto uno zero, diciamo poco. Esatto. Detto questo, poi, oltre a questi dati, abbiamo 526 persone che sono seguite a domicilio per le cure palliative, vuol dire il fine vita, cioè una concezione culturale completamente diversa che è quella che mette nelle condizioni la persona di passare l'ultimo momento della propria vita nella propria abitazione, però con l'assistenza, con l'aiuto, con gente competente, con medici, con i medici di medicina generale che entrano, capiscono il problema e ti danno una mano. Non lasciano solo la famiglia, ma danno una mano a proseguire il percorso in modo tale che ci sia dignità della persona. Ecco, questo è il dato che io ci tengo. Le faccio una domanda un po' così. Cosa rappresentano secondo lei una popolazione che sta progressivamente invecchiando? Rappresentano sì una popolazione che sta invecchiando e quindi proprio per questo dicevo il dato della prevenzione, ma anche della presa in carico, ma anche proprio dell'aspetto culturale di tutti noi cittadini deve essere anche un po' diverso. Come dire, se il mio medico, se io ho il diabete e continuo a mangiare zucchero, non è la pillola che mi risolve il problema. Dovrei iniziare a muovermi, a camminare e a stare attento sul mangiare, quindi una compartecipazione, come dire, del cittadino a un percorso di vita sano, beh, a quel punto ti aiuta a evitare la malattia. Ma questo è un bene sia per il cittadino ma anche per la società. L'altro aspetto, il volontariato, lo metto lì perché anche questo è un tema che lo ritengo molto ma molto importante. Noi abbiamo tante associazioni di volontari, eccetera. Andare a casa a trovare una persona che magari vive da sola, che ha dei problemi, un volontario può passare un po' del suo tempo anche a far questo. Questo vuol dire positività per la persona che va a casa dell'altro, ma anche l'altro che riceve una visita. Quindi come dire, la comunità deve ritornare ad essere tale, è una bellissima parola. Quadrato, e fare quadrato. L'azienda sanitaria può
coinvolgere questo. I medici di medicina generale, noi qui nella nostra realtà territoriale abbiamo veramente delle brave persone, cioè non lo dico per dire, ma veramente sono delle brave persone che possono e che normalmente fanno il loro lavoro in una maniera eccezionale. Bisogna mettere in rete e quindi questo è l'aspetto che va decisamente avviato e continuato nel percorso della riforma sanitaria, che è al perno proprio di queste scelte della persona nel territorio. Il servizio nasce con questa legislatura e soprattutto cos'è cambiato rispetto alla legislatura precedente? Allora, il servizio è nato precedentemente, però con questa legislatura si è ulteriormente, ma è nato molto tempo fa, si è ulteriormente sviluppato in termini di risorse. Qui si sono aumentate le risorse, si è passato per la popolazione ultra 65enne da 33 euro che vengono erogati agli enti locali, perché qui c'è lavoro appunto anche di sinergia fra l'azienda sanitaria, fra il comune, i servizi sociali del comune, quindi 33 euro prima, adesso sono passati a 42 euro pro capite. Inoltre la cifra viene raddoppiata per le persone che risiedono nei comuni sopra i 500 metri, perché sappiamo bene che chi abita in montagna ha maggiori disagi e quindi dobbiamo intervenire con un miglior servizio e quindi dare anche in questo caso delle risorse maggiori su questi temi. Aggiungo che i vari servizi, siamo in una fase di avvio della riforma, ma anche di sperimentazioni davvero importanti. Esempio, teleassistenza e telemedicina. Servizi in modo particolare per le zone di montagna, collegamento a internet e ti si vede, possono fare l'elettrocardiogramma. È possibile fare la radiografia nelle case di riposo. 50 persone nella nostra provincia sono assistite a domicilio con lo smart care per il monitoraggio dei pacemaker. È un primato questo, forse anche a livello nazionale. Esatto. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che io non mi sposto, non vado in ospedale, non devo entrare nell'ospedale, ho il territorio che mi dà delle risposte. Allora gradualmente, io dico gradualmente, dobbiamo sperimentare tutte queste fasi e cercare anche in questo di dare un servizio migliore appunto ai cittadini, perché se la riforma ha il titolo cittadino al centro, ecco, per attuarla dobbiamo sempre tornare in quel versante, cittadino al centro e quindi un miglior servizio soprattutto a domicilio. Assistenza domiciliare, ne ha parlato Renata Bagatin, vicepresidente della terza commissione sanità e consigliere regionale DEM in Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie come sempre per la sua partecipazione, grazie per le notizie che ci ha fornito. Punto DEM si chiude qui, la programmazione continua e quindi rimanete con noi. Torneremo con Punto DEM stesso la settimana prossima.